Teatro Lenti di Sant'Arpino, prima edizione del Festival della canzone classica napoletana Atellano, organizzata dall'associazione Casmu, coordinata da Mario Guida, in collaborazione con l'agenzia Borghi e Musica di Aversa. Una kermesse musicale inserita nell'ambito della 14ª edizione di Pulci nella Mente, diretta da Elpidio Iorio. La manifestazione sarà presentata dalla splendida Laura Scalera, tanti ospiti tra cui anche Fiorellino. Ai nostri microfoni Mario Guida. Stasera grande evento, 1° maggio, una grande serata per te, no? Ci saranno tanti cantanti poi che si esibiranno sul palco qui dell'Endi. Grazie a voi che state stasera qui, io voglio solo ricordare, io devo ringraziare il Pigliore, il direttore generale, perché io ho dato questo mio progetto e lui l'ha accettato con piacere, quindi per me è una responsabilità tale, però sono sicuro che sarà un'altra rivincita come tale, ne ho avuto già nella mia vita. Questo primo festival classico napoletano dell'anno qui, anche perché a Sant'Arpino fa parte della vecchia Atella, quindi è, diciamo, è il caso di dirlo, il primo festival dell'anno. Ci sono tanti cantanti, ma non solo della Campania, anche fuori dalla Campania, proprio perché io voglio abbracciare la classica napoletana, perché è una cosa che si studia anche, insomma, nei conservatori. Ringrazio il direttore artistico Fabio Mirabello, un noto maestro di fama nazionale, anche la squadra dei maestri, e quindi che dire, io dico che per me stasera sarà una nuova ancora rivincita delle mie belle cose che organizzo. Senti Mario, diciamo prima questa edizione inserita nell'edizione Pulci nella Mente, una manifestazione ormai a livello nazionale, ma io vorrei sapere un po' da te qualche nome, qualche cantante che si esibirà qui stasera al Teatro Lenti di Sant'Arpino. Io non ho caso ho voluto Gianni Fiorellino perché è una creatura che io ho voluto, diciamo, l'ho seguito da piccolino e non a caso ha partecipato a 2 festival di Sanremo. Diciamo che l'hai scoperto un po' tu, no? Un talent scout, Mario Guida. Diciamo che sono vicino da piccolino perché poi ho avuto modo di collaborare con il padre, con lui. Diciamo, poi ha vinto un festival napoletano, ha portato in giro il Masaniello, sta facendo un nuovo lavoro a livello mondiale perché ha messo una voce americana sul disco, una voce bulgara, quindi stasera sarà l'occasione di, proprio di mettere in atto il suo lavoro discografico. Consacrare un po' il suo successo. Sì, sarà così, penso, sarà un boom anche per lui, quindi fortunatamente è una cosa a livello nazionale, quindi non è il caso di dire Gianni grazie per questo evento. Senti Mario, quindi dicevi tu Fiorellino, guest star di questa serata e poi gli altri nomi? L'altro nome, diciamo, è Laura Scalè, la presentatrice, una nota attrice di teatro, quindi lei, anche questo è un nome mio voluto perché lei, Laura, vuole la mia collaborazione nei spettacoli, quindi questa è un'altra creatura che io penso che arriverà a livello nazionale, quindi tutto il cachet sono i cantanti, di giovani e artisti anche vecchi. Senti Mario, non so se siete d'accordo, una serata tutta da gustare, noi andiamo a vedere un po' a gustarci queste immagini, queste performance, io direi a Franco di seguirci e di andare un po' dietro le quinte. Grazie a voi, sempre presenti in tutti gli spettacoli, grazie. Eccoci con Elpidio Iorio, direttore